In merito alle elezioni delle commissioni consiliari al Comune di Agrigento, avvenuto nella seduta del Consiglio di ieri, un comunicato stampa con una presa di posizione del consigliere Davide Cacciatore nella qualità di capogruppo Facciamo Squadra al Consiglio Comunale. Per il consigliere Davide Cacciatore basta con la politica dei comunicati, dei giochetti, dei tranelli studiati ad arte per il solo fine di danneggiare la città. Il neoconsigliere comunale Davide Cacciatore esprime la sua amarezza nel denunciare la poca consapevolezza del ruolo politico di alcuni consiglieri di opposizione che nella seduta di ieri hanno abbandonato l'aula consiliare, dimostrando lo scarso interesse per le questioni che riguardano la nostra città. Si producono comunicati stampa che nulla hanno a che vedere con il ruolo politico che i consiglieri sono chiamati a esercitare, continua Cacciatore. Comunicati inoltrati alle testate giornalistiche con tanto di contenuti vuoti come vuota è stata l'ultima partecipazione della minoranza in consiglio comunale. Cacciatore afferma come si è preferito abbandonare l'aula nel momento in cui siamo stati a chiamare a discutere e a votare nell'interesse della città. I consiglieri comunali, dice Cacciatore, sono chiamati a discutere sul punto, a manifestare il proprio assenso o dissenso, spiegandone le motivazioni, aprendo la discussione e partecipando con le dovute argomentazioni e facendo eventualmente delle proposte migliorative per la città. Il vero sospetto è che qualcuno ancora oggi, dopo essere stato asfaltato dagli elettori agrigentini, continua Cacciatore, pensa che la democrazia deve seguire regole autarchiche finalizzate a uno smisurato ego con la compiacenza di alcuni che sono soggiogati da atteggiamenti antidemocratici e poco costruttivi. I punti all'ordine del giorno, conclude Cacciatore, portati in consiglio comunale riguardano sempre e comunque la città. I consiglieri comunali sono stati eletti per rappresentare la comunità, per amministrare, per approvare o non approvare, di certo non per abbandonare l'aula e fuggire. Il ruolo di consigliere comunale, conclude Cacciatore, lo si esercita all'interno dell'aula consiliare.